Sant'Agilla è in pericolo a causa della costruzione del portocanale ad opera del Casic. L'allarme lo lancia il WWF della Sardegna che lamenta lo scempio perpetrato con il beneplacito della regione. L'assessorato regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali ha infatti di recente concesso il nulla osta per la realizzazione di una pista di servizio, nella quale a tempo di record sono state già ubicate una linea di alta tensione da 150 kW e un impianto di adduzione di acqua potabile industriale. La pista di servizio, a dire del WWF, è una vera e propria strada che avrà una larghezza di 12 metri, a fianco della quale verrà realizzato un raccordo ferroviario. Appare evidente per l'associazione ambientalista che il disegno del Casic è quello di distruggere pezzo per pezzo la laguna. E da qui la necessità del WWF di muoversi su due fronti. Primo attraverso il TAR per confutare la validità delle autorizzazioni amministrative e per le quali sono evidenziate delle irregolarità. Secondo in sede penale attraverso un esposto alla Procura della Repubblica per denunciare il danno ambientale, richiedere il sequestro giudiziario delle opere e cercare di ottenere il ripristino dello stato dei luoghi. Ma il Casic risponde subito alle accuse. La fascia di servizio che sta attualmente realizzando, iscritto in un comunicato stampa, è aderente a quanto previsto dal vigente piano regolatore dell'area industriale. I progetti delle opere hanno avuto le prescritte approvazioni tecnico-amministrative e di inserimento ambientale. Il consorzio, è detto ancora nel comunicato, sta subendo fortissime pressioni da parte dei sindacati e dei lavoratori delle imprese, perché venga effettuato un raccordo veloce e breve tra la città e l'area industriale, in sostituzione dell'attuale pista sconnessa e del tutto inidonea a subire il traffico automobilistico. La soluzione più corretta per soddisfare questa esigenza appare per il Casic quella di allargare la pista di servizio solo di 1,50 m, invece di realizzare una strada in un altro luogo con un ulteriore dispendio di denaro e sicuramente con maggiore impatto ambientale. Detto questo, lascia al WWF la possibilità di scegliere ulteriori soluzioni.